Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Marostica, in provincia di Vicenza, per fare uno dei 5 percorsi che sono stati recentemente tabellati da queste parti. Il percorso è il numero 2 e parte da poco dietro la rocca di Marostica, si sviluppa in senso antiorario. Il sentiero numero 2 partirebbe un po' più indietro verso il centro di Marostica, ma noi preferiamo partire da qui perché l'anello inizia qui e soprattutto perché qui c'è un bellissimo e comodo parcheggio. Il verso di percorrenza che abbiamo scelto è quello consigliato, e cioè antiorario. Da questi due cartelli si vede che si può percorrere sia in un verso che nell'altro. Quindi adesso noi cominciamo ad andare da quella parte lì. Iniziamo imboccando qui a sinistra via Pertini. In questo punto abbandoniamo via Pertini, che è a fondo cieco, e seguendo il chiaro cartello con il numero 2 entriamo nella parte boschiva. I 5 percorsi di Marostica sono caratterizzati da un segnavia bianco e un rosso scuro tipo melanzana. Non è il primo percorso che facciamo qui intorno a Marostica. Infatti, poco tempo fa abbiamo fatto il numero 5, il sentiero dei ciliegi. Arrivati a questo quadrivio ci sono ben 2 possibilità di accorciare l'itinerario. Le varianti sono il 2A e il 2B, che vanno entrambe verso destra. Noi invece scendiamo giù a sinistra per il percorso integrale. Siamo arrivati ad un altro bivio. Scendendo giù a sinistra si accorcia attraverso un'altra variante con il segnavia 2D. Noi invece continuiamo per il percorso principale. E circa un centinaio di metri dopo il bivio precedente, qui ce n'è un altro. E a destra la variante 2E che va verso Bassano. Noi andiamo a sinistra.
Siamo sbucati sulla strada asfaltata che porta a Tortima e la abbandoniamo un centinaio di metri dopo all'altezza del terzo tornante, seguendo le indicazioni. Pradipaldo è il punto più alto del nostro itinerario di oggi. Adesso iniziamo la discesa verso il punto clou dell'itinerario, e cioè i Gorghi Scuri. Attenzione a questo punto perché si tenderebbe ad andare giù. Il cartello è molto chiaro e il segnavia è lì più avanti sull'albero. Bisogna staccare dalla mulattiera e risalire per questo sentierucolo. Eccoci qui, siamo arrivati alla deviazione per i Gorghi Scuri, sito naturalistico, e c'è anche scritto solo per camminatori esperti. È vero, è per escursionisti esperti questo tratto qua.
Questa è come le cascate del Sila, molto simile. Eccoli qua i gorghi. Mi hai rovinato il sasso! Vero. Prendi il primo e poi saltella. Brava. Finito di visitare i Gorghi Scuri, scendiamo giù per Valle San Floriano e fra poco arriveremo a Marostica. Da notare che andando da quella parte su di là ci si riaggancia al sentiero del 7 che abbiamo fatto poco tempo fa. Ciao bello! Abbandoniamo la strada, entriamo qui a sinistra e facciamo l'ultimo tratto del percorso di oggi che ci riporterà al parcheggio di questa mattina. Poche centinaia di metri ci separano ormai dal parcheggio di questa mattina, chiudendo così l'anello del sentiero numero 2 di Marostica. Il percorso è stato bellissimo, molto vario, non difficile da considerarsi escursionistico. Attenzione però, se si fa la visita completa ai Gorghi Scuri diventa per escursionisti esperti e questo percorso è molto ben tabellato sia con il segnavia sia con i cartelli e in tutti e due i versi di marcia. Bene, noi ci salutiamo qui, se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video e seguiteci anche su Komoot dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Vi lasciamo in descrizione la traccia GPX, grazie e alla prossima escursione con Antelacus.